Buonasera a tutti e benvenuti al nostro appuntamento del lunedì con la nutrizionista risponde. Innanzitutto volevo sapere come sono andati questi primi giorni di festa, se vi siete concessi qualche pietanza prelibata, se avete seguito le tradizioni, se avete vissuto per quanto possibile questo Natale con un po' di serenità. E poi volevo consigliarvi categoricamente di non salire sulla bilancia, semplicemente per il fatto che se siete stati così bravi da mangiare con gusto, da concedervi degli sfizi, no? E soprattutto nei giorni di festa, allora l'organismo avrà sicuramente una ritenzione di acqua maggiore, no? Una ritenzione di liquidi e di conseguenza la vostra bilancia segnerà un peso maggiore. Sicuramente quello che avete preso non sarà massa grassa, perché avreste dovuto mangiare tantissimi grassi e tantissime calorie per poter aver messo dei chili di grasso in 2 giorni, e questo non è possibile. Perciò volevo tranquillizzarvi, no? Se proprio non riuscite a non salire sulla bilancia, fatelo pure, perché nulla è proibito, però sappiate che se il peso è maggiore non è dovuto sicuramente a quel torroncino in più che avete mangiato. Io sono molto contenta di darvi questi consigli, perché spesso seguiamo sempre quei falsi miti, no? Andiamo su internet, andiamo su Google e non sempre troviamo le risposte giuste, perciò io vi consiglio sempre di rivolgervi ai professionisti del settore per darvi una mano, ma anche semplicemente per tranquillizzarvi. Quindi sentitevi in diritto di scrivermi per qualsiasi cosa, qualsiasi dubbio abbiate, senza aver nessun tipo di timore. Bevete tanta acqua, almeno 1,5 litri, 2 litri al giorno, e cercate di limitare magari le bevande zuccherine. Quelle non vi servono, sono degli zuccheri in più che non fanno male. In realtà è meglio se riusciste a bere dell'acqua o un bel bicchiere di vino rosso, allora sì, questo va bene, no? E quindi io niente, volevo darvi solo qualche dritta. Queste sono le mie dritte tra Natale e Capodanno, e voglio lasciarvi con un sorriso, e vi aspetto la prossima settimana con ulteriori consigli, così magari mi direte com'è andato anche il cenone di Capodanno. Va bene? Io vi lascio una buona serata e vi abbraccio.